Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una cosina che interessa un po' a tutti, la linea rossa che divide la cioccolata dal viver bene. La linea rossa che divide praticamente svegliarsi la mattina e vivere in un contesto sano e invece uscire per la strada e trovare le cioccolate per terra. Questa linea rossa nasce dentro ognuno di noi. Ognuno di noi deve essere consapevole che se oggi semino bianco, domani avrò bianco. Se oggi semino marrone, domani avrò marrone. E non c'è New Age che tiene, e lo ripeto, forse non mi sono espresso bene, non c'è New Age che tiene e non c'è nessun mendicante che vi può dare o prendere o aiutare se voi alla mattina, all'alba delle vostre scelte, non avete scelto dalla parte giusta. E quindi perché vi dico questo? Perché stamattina ho incontrato una signora e ci siamo messi a parlare delle cioccolate, della spazzatura del suo paese. E visto che questa signora paga, e lo ripeto, paga le tasse della spazzatura, mi ha detto, e anche il marietto le paga chiaramente, mi ha detto che quel marciume, quella spazzatura che si trova per terra, lo ripeto, quella spazzatura che si trova per terra del paese non è dovuta al fatto che il municipio ha la coperta corta, è dovuta al fatto che metà delle persone di quel paese non paga le tasse dalla spazzatura. Allora, io so benissimo, e lo ripeto, io so benissimo che tutte le persone che guardano i miei video sono persone che pagano la spazzatura, pagano tutte le tasse comunali. Però, però so benissimo che c'è un'altra metà di quelli che non guardano i miei video e che non sono iscritti ai miei video, che per principio non paga le tasse della spazzatura e via dicendo. Allora, è chiaro che poi, purtroppo, quando i nostri figli camminano per terra, il piede sulla cioccolata la mettono anche per quelli che non pagano. Cioè, in altre parole, chi paga avrà la stessa cioccolata perché il comune, il municipio, non ha le risorse finanziarie per fare il proprio lavoro al 100. Quindi bisogna intervenire, dare una mano al comune perché se i nostri figli domani mettono un piede sulla cioccolata è un sacro dovere o un sacro piacere, dipende dal punto di vista, di ringraziare quelli che non pagano le tasse della spazzatura. Questo è un piccolo esempio perché eravamo proprio capitati mm, su questo problema. Allora, sui social ci sono tantissimi mendicanti che chiedono benessere, amore, fedeltà, salute, tutto chiedono, ma poi c'è una fetta di quelle persone che non paga le tasse della spazzatura. Io dico solo le tasse della spazzatura perché è un esempio vivo che ho visto oggi. Allora bisogna intervenire, bisogna fare in modo che queste persone, questo 50% di questo comune dove abito in questo momento, abbia l'amore, come si dice, l'amore civico, la responsabilità civica, non di fare l'indifferenziata, che lì ci vorrebbe un miracolo, ma dico di fare le cose minime dello standard minimo. E poi è chiaro che se noi andiamo al nord o andiamo in altri stati tipo la Svezia, la Germania, troviamo le strade pulite, forse perché lì magari c'è una fetta di persone che paga di più le tasse, quelle comunali. Quindi, cari miei, per quelle persone che chiaramente non vedranno questo video, noi faremo qualcosa, attiveremo questo circuito. Questo circuito è per il lavoro, ma è anche per il lavoro per il fatto che dobbiamo aiutare quelle persone che non sono responsabili o vivono tra le nuvole o pensano fra 20 anni chissà che cosa potrebbe succedere, di incominciare a pagare le tasse. Perché se tuo figlio o mio figlio mette un piede su una cioccolata per terra, e grazie anche a quelle persone che non pagano le tasse della spazzatura e di conseguenza il municipio non sa come attivare il personale per il semplice fatto che non ha i soldi perché la coperta è stretta. Quindi, cari miei,
Iniziamo nel nostro piccolo, alla mattina, al posto che andare nei social a mendicare benessere, numeri magici, paroline per trovare il parcheggio, incominciamo a trovare la parolina giusta per indurre le persone a responsabilizzarsi a pagare almeno le tasse della spazzatura, perché sennò è inutile prendersela con quei santi dei municipali che ogni giorno stanno lottando per tirare fuori le paghe per gli operai. Quindi attiviamo questo circuito con su chiaramente il ringraziamento per gli operai, i dipendenti del municipio che stanno lavorando per noi e mettendo anche la piccola clausola di stimolare le persone con questo circuito a attivarsi, a pagare almeno il minimo sindacale della spazzatura. Bene, cari amici, io spero di essere stato chiaro e tutte quelle persone che andranno sui social e non pagano il minimo sindacale della spazzatura, poi non possono pensare che l'universo scenda e l'amore vada incontro a loro. Lo ripeto, quelle persone che non pagano la spazzatura, che è il minimo, non dico le indifferenziate, che lì ci vorrebbe proprio un miracolo di Padre Pio, no? Non è che poi possono andare sui social a chiedere la parolina magica da mettere dentro un circuito per fare il miracolo. Le cose si iniziano dalla base. Ai vostri figli dovete insegnare che bisogna pagare la spazzatura perché sennò i dipendenti comunali non hanno i soldi per attivare il servizio e noi quando camminiamo per strada ci troviamo le cioccolate sotto i piedi. Bene? Grazie cari amici, alla prossima, ciao.